Ben ritrovati allora con a voi la linea, lo spazio, il contenitore dedicato agli approfondimenti da tutto il Friuli, Venezia Giulia. Come detto, oggi 4 novembre, le celebrazioni importanti in tutta Italia, ma in particolare nella nostra regione. Una festa che rischia di essere dimenticata perché mancano i giovani, anche se il pericolo delle guerre è sempre dietro l'angolo. E questo è il monito dei presenti proprio alle celebrazioni per l'unità nazionale, per le forze armate, oggi a Re di Puglia. Buona la presenza della gente, anche giunta da lontano, nonostante il maltempo. Le interviste sono a cura di Andrea Pierini. Da Padova oggi casualmente o... Casualmente, siamo in pullman. È una giornata speciale questa, 4 novembre, Sacrario di Re di Puglia, insomma... Siamo venuti in pullman, altrimenti avevamo anche il camper, ma siamo venuti in pullman, tutti assieme. Sto a 2 chilometri di qui, per cui mi sembra naturale venire ogni anno. C'è anche la possibilità di tornare dopo 2 anni, insomma, di pandemia in un clima un po' più sereno. Sì, sì. Io mi ricordo quando ero bambino qui non ci si muoveva, c'era tantissima, ma tantissima gente. Adesso purtroppo non si sente più. Mancano forse i giovani? Mancano i giovani, ma purtroppo mancano soprattutto gli anziani, quelli reduci, i parenti. Adesso un po' la giornata di oggi, un po' che il tempo passa e poi ci si dimentica anche, purtroppo. Si torna in presenza il 4 novembre, quali emozioni e come mai qua oggi? È tradizione, veniamo regolarmente quando possibile. Vedo anche una giovanissima, la figlia, ti porta portato qua tutti gli anni? Sì, da quando sono piccola, perché avevo i nonni che abitavano qua vicino. Di dove siete? Di Re di Puglia i nonni e noi di San Giorgio, di Nogaro. La sfilata qua io l'ho fatta militare nel 79, facevo il militare a Cormons. Ogni 3 o 4 anni vengo a fare il giretto. Perché lei non è del Friuli Venezia Giulia? No, sono di Brescia. E quindi è un ritorno da Brescia? I bei ricordi di quando ero giovanotto. Un po' meno che doveva fare il militare però. Ma no, non mi trovo neanche male. Mi sono divertito, tanto che non facevi niente. Facevamo le guardie sullo Sabottino al confine, che c'era una volta Jugoslavia, c'era la montagna, era scritto Viva Nice Tito, mi ricordo. Però dai, è una bella emozione ancora. Vi vediamo col cappello degli alpini, oggi non si poteva non venire qua, visto che insomma si può finalmente dopo 2 anni di Covid. Sì, vero, infatti noi veniamo da Bolzano e dalla provincia di Bolzano per essere qui oggi. Che emozioni a vedere questo sacrario? Lui c'è stato già tante volte, per me è la prima volta ed è una grande emozione, sì. Ricordare tutta la storia dei nostri nonni che hanno veramente vissuto dei giorni terribili qua su è emozionante, davvero. Per lei invece è un luogo che conosce bene? Sì, conosco molto bene, sono venuto tante volte, mi fermo spesso, ho anche un bisnonno che è di guardia. E quindi insomma è un luogo particolare per lei? Assolutamente, ci tengo a venire, almeno una volta all'anno io un giretto da queste parti lo faccio sempre. Che emozioni oggi? Beh sì, importante, io non è la prima volta che vengo, noi siamo abruzzesi, siamo qui in vacanza e abbiamo approfittato per questa manifestazione secondo me importantissima, purtroppo con poca gente, sarà anche il tempo, però sicuramente è un'emozione grande sempre, ogni volta. Per me è la prima volta, me ne ha parlato sempre il mio amico, ma stare qui è emozionante. Dicevamo poco prima, l'altare della patria è un simbolo piuttosto, ma questo qui ti fa ricordare effettivamente quello che c'è stato tanto tempo fa, purtroppo, insomma, con tante vittime. Avete avuto anche la possibilità di vedere i luoghi della Grande Guerra, le trincee, i percorsi? Io le ho viste tutte, perché sono stato qui 11 anni, in Pordenone, e quindi pian pianino me le ho viste tutte, anche quelle che sono in Slovenia. È una grande emozione, io non sono neanche di qua, sono venuta qui perché c'è appunto il mio ragazzo che oggi è stato coinvolto in questa grande manifestazione molto emozionante e rappresentano tantissimo l'orgoglio italiano, quindi in cui io credo tantissimo. E vedere questo luogo è emozionante, immagino. Sì, perché penso a tutti i sacrifici che sono stati fatti da coloro che ci hanno preceduto e non si può non emozionarsi. Sembra assurdo che oggi parliamo anche di una guerra che è lontana ma non tanto lontana. Triste, un po' triste perché credevamo di aver superato tali limitazioni e invece ritornano a piede pieno. Affluenza continua nella giornata di oggi alla caserma di Prampero a Udine, dove è possibile visitare le sale con cimeli appartenenti all'esercito.
Il 4 novembre è un'occasione per visitare le sale Cimeli della Brigata Alpina Giulia, che ha sede qui alla caserma di Prampero. Praticamente qui ha sede il comando della stessa brigata, e con noi il primo luogotenente Ivan De Monte, che è responsabile appunto di queste sale Cimeli e che oggi ci accompagna in una piccola visita. Tra l'altro dobbiamo dire che queste sale vengono aperte in alcune occasioni proprio come oggi, ma c'è la possibilità di visitarle anche praticamente tutto l'anno. L'importante è prenotarsi, sono soprattutto le scolaresche, sono tante le persone interessate a visitare queste sale. Sì, sono molte le persone che vengono a farci visita. Forse non molti sanno che appunto c'è questa possibilità di contattarci e ci mettiamo d'accordo sugli orari, sulle giornate che a loro vanno meglio, e possiamo fare delle visite guidate tutto l'anno senza nessun problema, oltre appunto al 2 giugno al 4 novembre, che sono le giornate in cui apriamo, esatto, tutti gli anni. Senta, tra l'altro noi oggi partiamo proprio nella nostra visita da quello che è ritenuto il cimelio più significativo praticamente di tutto, no? Di tutta la mostra. Sì, sicuramente per noi questo è il cimelio più importante, questa è la divisa originale che indossava Renato Deldin appunto il 25 aprile del 44, quando è stato ucciso a Tolmezzo mentre cercava di attaccare una caserma nazifascista. È la divisa appunto che indossava Renato quel tragico giorno, lui medaglia d'oro al valor militare, e la divisa ci è stata donata proprio dalla sorella, la professoressa Paola Deldin, anche lei medaglia d'oro al valor militare, e quindi per noi, ma per tutti i friulani, ha un valore particolare. Sì. Senta, parliamo anche delle altre stanze, magari ci trasferiamo, in questo momento ci sono dei visitatori, e parliamo un po' di come è organizzato un po' tutta la mostra. Sì, diciamo che le sale Cimeli sono suddivise appunto in varie sale che parlano di periodi storici ben specifici. Nella prima sala parliamo dalla nascita delle truppe alpine fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, e inoltre all'interno della prima sala abbiamo un'ulteriore sala, il nostro sacrario, dove all'interno ci sono i nomi di tutte le nostre medaglie d'oro. Sì. Poi abbiamo la seconda sala, che è la sala dedicata ai comandanti, dove ci sono tutte le immagini dei comandanti della divisione Giulia prima, della brigata poi, e diciamo che quella è la sala dove chi ha fatto l'alpino nella Giulia va subito a cercare l'immagine del comandante dell'epoca. Poi c'è la terza sala. Questa mi incuriosisce un attimo, perché questa appunto è la sala dedicata alle trasmissioni. Qui abbiamo oggetti. È logico che noi subito guardiamo, buttiamo l'occhio. Ma questa è la sala che colpisce di più i ragazzi quando vengono con le scolaresche, perché vedono la differenza appunto tra alcuni oggetti che trovano in questa sala e magari il telefonino che hanno in tasca, con il quale riescono a parlare in tutto il mondo, mentre noi alcuni di questi dovevano essere anche collegati tramite filo, e quindi si tiravano lunghe linee di fili per poter comunicare da un punto all'altro. È particolare, ci sono oggetti di varie epoche, di varie provenienze, che fanno capire appunto l'evoluzione delle trasmissioni, ma anche l'evoluzione dei nostri telefoni. Sì. E le difficoltà che c'erano un tempo appunto a comunicare. Ecco, invece qui noi continuiamo nella nostra visita, ecco, anche queste sono delle immagini che un attimo spaventano, le maschere antigas. Sì, esatto, sono maschere anti-NBC, questa è una collezione che ci è stata donata, anche queste arrivano da varie parti del mondo, qui parliamo appunto della difesa NBC, abbiamo una divisa che serviva a questo scopo, abbiamo alcuni oggetti che servono a questo scopo, da siringhe di atropina, pastiglie per purificare l'acqua e vari tipi di filtri, e inoltre in questo spazio parliamo anche con questi tabelloni del terremoto del 76, perché? Perché facciamo vedere sì le immagini di Venzone, Trasaghis, Gemona, ma parliamo anche della caserma Goi Pantanali a Gemona, dove quella notte sono morti 28 nostri alpini. E come dico spesso, soprattutto ai più giovani, il terremoto del 76 sicuramente è l'evento che ha unito di più la popolazione friulana agli alpini e alla Giulia, perché io che ero piccolo mi ricordo immagini come quelle dove gli alpini ti portavano da mangiare, montavano le tende, portavano l'acqua, e quindi il cappello alpino l'abbiamo visto dal giorno dopo del terremoto per tutto quello che serviva alla popolazione. Quindi. Ecco, andiamo in quella che forse è la sala conclusiva, no?
Ecco, e anche qui un esempio, praticamente vediamo le divise che venivano usate per gli alpini, per la montagna, insomma, per sciare? Sì, questa è l'ultima sala, qui vediamo alcune divise dei primi anni '80, le divise delle prime missioni di pace, da quella con i colori per il Mozambico a questa che è stata utilizzata in Kosovo, in Bosnia, con i primi giubbotti antiproiettili. Vediamo una serie di sci, quindi un'evoluzione anche degli sci, vediamo due teche, due angoli dedicati proprio alle specialità degli alpini, quindi il movimento su roccia e il movimento su neve, e riusciamo a vedere appunto l'evoluzione dalle divise che abbiamo visto nelle sale precedenti fino a queste, e poi qui abbiamo l'unica divisa prettamente femminile, che è la divisa di ordinanza con la gonna, è l'unica che è solo per le ragazze in quella conformazione, mentre tutte le altre divise sono unisex, diciamo. Ma da quando sono cominciate ad arrivare appunto le donne, lei se lo ricorda? Le ragazze sono arrivate nei primi anni 90, adesso ce ne sono moltissime, hanno tutti gli incarichi e diciamo che siamo più abituati che all'inizio a vedere le donne nell'esercito. È sempre un piacere avere una ragazza e una visione femminile del mondo militare. Bene, ringraziamo per questa visita accompagnata, ringraziamo il primo luogotenente Ivan De Monte, che ricordiamo essere responsabile appunto di queste sale Cimeli qui alla caserma di Prampero a Udine. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, noi invece ci fermiamo per qualche istante, ci rivedremo nel giro di pochissimi minuti. Seconda parte di A Voi la Linea, ben ritrovati dagli studi di Telefriuli. Paola De Micheli, già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Conte, e oggi in Regione, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico, punta a cambiare il PD, facendo anche in modo che le donne crescano insieme per avere maggiore peso politico. L'abbiamo incontrata alla Libreria Friuli in occasione della presentazione del libro Il Governo delle Donne di Fabiana Martini. Un'occasione quindi per parlare di donna, tanto più che potrebbe diventare a breve segretario nazionale del PD, quindi un ruolo importante a cui lei ambisce. Beh, intanto mi sono candidata, cosa che tutti gli altri aspiranti che sono uomini non hanno ancora fatto, e credo perché domina il tatticismo tipico degli uomini in politica. Per noi donne conta molto di più l'obiettivo e come vogliamo percorrere la strada per raggiungere quell'obiettivo, e nel mio caso sarebbe la segreteria del più grande partito della sinistra italiana. Io sono qui perché presento il libro di Fabiana Martini, Il Governo delle Donne, che raccoglie storie di donne di tutta Italia, con un'attività che Fabiana ha fatto molto profonda, che si sono dedicate alle istituzioni, assessore, sindache di tutti i partiti, di tutti gli schieramenti politici. È il racconto di una grande fatica da parte delle donne per tenere insieme la vita personale, la maternità e la capacità e la competenza di stare dentro alle istituzioni nel modo migliore, ma racconta anche di un punto di vista che le donne hanno sulla società e che è trascurato dalla politica, soprattutto nazionale, perché le donne hanno un punto di vista su tutta la società e non solo sulle questioni femminili. Quindi parliamo di parità di genere, ma soprattutto di meritocrazia in questo caso, perché la meritocrazia può stare sia da parte delle donne che da parte degli uomini. Io non credo che questo sia un paese nel quale il tema della meritocrazia in questo momento sia presente, perché la stragrande maggioranza delle persone purtroppo nell'ultimo decennio rimane nella condizione nella quale è nata. C'è questo dato impressionante dell'Istat di qualche settimana fa che ci racconta che addirittura la povertà è ereditaria, perché le condizioni di molte aree del paese, soprattutto fuori dalle grandi città capoluogo, non consentono a chi nasce in una condizione di povertà
o nasce da una famiglia poco scolarizzata, di poter migliorare la propria condizione di vita. Allora, per garantire un po' di meritocrazia nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni, per le donne e per gli uomini, la prima cosa da fare è provare a modificare l'organizzazione sociale proprio usando il punto di vista delle donne, il modo di guardare e di provare a ricostruire, a riorganizzare la società che le donne hanno, anche perché sanno fare tante cose insieme, sono particolarmente concrete e non hanno la preoccupazione del consenso immediato. Le donne, anche le donne di cui si parla nel libro di Fabiana Martini, hanno tutte una visione di medio termine, sanno che il cambiamento, per essere profondo e vero e autentico, deve avere un tempo per essere realmente organizzato, e questo molte donne che hanno avuto ruoli istituzionali sono anche riuscite a farlo. Abbiamo una donna che deve cambiare praticamente uno Stato, una donna che deve cambiare radicalmente un partito a questo punto. C'è una grande differenza tra essere una donna nella sinistra italiana e una donna della destra italiana. Giorgia Meloni è arrivata a fare la Presidente del Consiglio dei Ministri facendo diciamo, un'attività all'interno di un partito che era ridotto ai minimi termini, valeva forse poco più del 2% quando ne divenne Presidente, ma sostanzialmente la Meloni non ha promosso la collettività delle donne del suo partito. A sinistra c'è una grandissima difficoltà a far emergere leadership singole delle donne, tant'è vero che non c'è mai stata una segretaria donna del Partito Democratico, che nel Partito Democratico attuale le due uniche ex ministre che sono rimaste in Parlamento siamo io e Marianna Madia, ma dall'altra parte però... Poi qui in Regione noi abbiamo avuto la Presidente Deborah Serracchiani, perché dobbiamo ricordare anche questo. Esatto, ma noi donne della sinistra facciamo attività politica dentro al partito per spingere tutte a crescere e a realizzare i propri talenti e a mettere il talento femminile nelle disponibilità del partito, del paese o delle istituzioni locali, come nel caso delle regioni, ed è un approccio alla questione femminile radicalmente diverso tra la sinistra e la destra, e io ovviamente ho scelto da quale parte stare. In più, nonostante il Partito Democratico abbia un gravissimo problema con la leadership femminile, che io sto cercando di affrontare anche con questa candidatura, è però il partito che nel nostro paese ha garantito il massimo delle leggi, delle norme per la promozione reale, sostanziale e concreta della parità di genere. L'ultima che abbiamo approvato, che riguarda tutti, è quella sulla parità salariale. Quante volte ci troviamo di fronte a donne che fanno la stessa mansione di un uomo, ma che guadagnano il 20, a volte anche il 25% in meno a parità di ruolo in azienda piuttosto che nell'attività privata. Quale sarà, per concludere, la rivoluzione che intende apportare all'interno del PD a questo punto, oltre al fatto di far crescere le donne? Ma io credo che noi donne, io nel libro che verrà pubblicato a breve proponiamo una visione di tutta la società al femminile, ma è una visione di tutto. Allora il partito, un partito che ha un nuovo modello organizzativo, dove chi non ha avuto voce fino adesso, ovvero gli iscritti e i militanti, hanno voce, e quando prendono una decisione, questa decisione conta anche a Roma e non decidono 5 persone in una stanza. Dall'altra parte una visione del paese. Io penso soprattutto alla rappresentanza di chi ha meno. Noi siamo troppo spesso sostenuti, eletti e capaci di rappresentare le esigenze della cosiddetta ZTL, quando un partito di sinistra invece deve rappresentare chi lavora, chi cerca lavoro, chi vuole crescere partendo da una condizione di disagio. In secondo luogo una visione ambientale, un nuovo modello di sviluppo economico per il paese, che però accompagni tutte e tutte in questa nuova dimensione senza che qualcuno rimanga indietro. E poi legalità.
è una parola che non si usa più, sembra che i problemi di legalità non ci siano più e invece siamo travolti anche al nord. Io vengo da una città dell'Emilia Romagna che confina con la Lombardia, anche al nord siamo travolti da questioni di illegalità che generano, determinano, approfondiscono le disuguaglianze e noi di disuguaglianze corriamo il rischio di far morire la società e soprattutto con le disuguaglianze corriamo il rischio di far morire le speranze delle giovani e dei giovani. Oggi, 25 anni fa, la partita che ha fatto la storia dell'Udinese Calcio. Il 4 novembre del 1997 i bianconeri di Alberto Zaccheroni, davanti a 40.000 persone, battevano per 2-1 l'Ajax, una delle formazioni più forti sicuramente in campo europeo. Un'impresa purtroppo vana, vista la sconfitta per 1-0 nel turno di andata, ma la gara resta ancora oggi indimenticabile per tutti i tifosi bianconeri. Allora abbiamo sentito uno dei protagonisti di allora, il geometra di centrocampo Johan Valem. Come la ricordi 25 anni dopo quella partita incredibile? Come un momento magico per noi calciatori, per la città, per la squadra, per l'Udinese. È stato un momento fantastico, sia là che qua. Mancava pochi minuti alla fine e il sogno era quasi realizzato. Peccato perché abbiamo avuto anche la fortuna di chiudere la partita prima. Il gol preso però rimarrà sempre qualcosa di particolare, l'emozione, anche la tensione che c'era, la gente, l'atmosfera, era una cosa unica, sì. Come vi eravate preparati? Zaccheroni cosa vi diceva in quei giorni? Niente, di fare l'Udinese, di stare in campo senza paura, di andare avanti, però anche rimandando ben organizzati quello che avevamo fatto. E poi ci siamo creati l'opportunità giusta, quindi anche là col mister c'era qualcosa, una simbiosi tra di noi, col gruppo, è un peccato. Ma tra di voi c'era qualcuno che cercava di caricare di più gli altri, che ne so, un Birov? Sì, ma anche altri. Avevamo due o tre trascinatori, diciamo, dentro la squadra, tipo Calori, tutte queste persone qua. Anche Elveg, sì, Oliver Birov, Amoroso, sono tutte gente così e siamo rimasti, sì, colpiti dello spirito che avevamo nel gruppo. L'unico rammarico è che avevamo avuto la palla per fare il terzo gol e col terzo gol andavamo noi avanti, quindi più quello, perché il gol lo puoi sempre subire contro l'Ajax, visto le qualità che avevano loro, dal portiere al centravanti, quando vedi i nomi, era una squadra importante. Tra l'altro l'atmosfera si sentiva molto anche in città in quei giorni perché la città era addobbata, penso l'abbiate percepita anche voi, vi hanno caricato i tifosi anche prima della partita? Prima, soprattutto quando siamo arrivati allo stadio. Lo stadio è una cosa mai vista secondo me, sì, nella mia carriera è stato uno dei momenti più forti dal punto di vista delle emozioni, dell'ambiente nello stadio, della carica che ci dava la gente. Quando vedevi lo stadio con le bandiere è una cosa unica. 40.000 erano tutti per voi, quando sei uscito dagli spogliatoi, vederli lì? Sì, è bello. Diciamo che la fortuna del calciatore è quello, di poter avere uno stadio pieno così, che sta dietro la squadra, che fa rumore, un po' casino, e questo ti carica a 1000. E questi sono momenti magici. Penso anche per la gente normale che è venuta allo stadio, è stato un momento che ricorderà per sempre. Era un momento, penso, bello, anche forse il momento più bello per certi giocatori dal punto di vista della loro carriera, bisogna dirlo, e questi hanno colti questo momento qua e l'hanno fatto diventare un bel momento, sì. Di quella partita tu quale compagno ricordi di più, cioè per quello che ha fatto in campo? A parte Birov e Poggi, che... No, tante cose, a me mi viene in mente non un nostro giocatore, più Van der Sar, che era immenso e poter fare gol contro di lui era molto difficile, e poi sì, quel momento che mi era sempre qua in testa è quando Capioli si è presentato solo davanti al portiere e là se facciamo gol eravamo fenomeni, però un peccato. Ma poi gli avete detto qualcosa a Capioli? Ma era molto deluso, forse più di tutti, ed è normale, quindi no, lo devi solo incoraggiare e andare avanti. Il calcio è fatto di questi momenti qua e anche là devi capire anche lo stato di mente della persona. Non è che ha sbagliato, ci ha provato, io dico, è un peccato non è andato bene perché c'è un gran portiere di fronte. Ma ne riparlate poi, cioè, dopo quella partita, negli anni ne avete riparlato e come ne avete riparlato?
Tra di noi non tanto, perché c'era tanta delusione, però la gente sì, te lo ricorda sempre quella partita e sì, tanti tifosi e si vede che tu hai lasciato comunque un segno, anche se non ti sei qualificato, non hai passato il turno, è stata un'emozione forte per la gente qua e anche per noi, per quello siamo ancora qua oggi. La cosa che mi viene più in testa è l'unità che avevamo nel nostro spogliatoio, della squadra, era un piacere, appunto. Ma come si è creata? Tu eri appena arrivato, c'era Zaccheroni, merito sicuramente anche dell'allenatore, ma forse della chimica e delle personalità dei giocatori che c'erano? Sì, è quello. Questa è stata l'annata più bella che ho vissuto a Udine, il primo anno, col gruppo, una cosa fuori dal mondo. Anche io che sono venuto qua 6 mesi prima per vedere la città un po'. Avevo già incontrato i compagni e mi sono rimasto colpito, mi conoscevano già tutti, quindi io, dove arrivo qua? E quindi è sempre stata una cosa un po' più di famiglia, diciamo. Con questo indelebile ricordo di 25 anni fa vi saluto, vi ringrazio, a voi la linea Temina, qui rimanete con noi perché la programmazione su Telefriuli continua.